Buongiorno a tutte e tutti. 8 marzo, non chiamiamola festa della donna, ma chiamiamola giornata internazionale dei diritti delle donne, perché la condizione delle donne nel nostro paese risente ancora profondamente degli effetti negativi di una cultura patriarcale e sessista, che oggi, ahimè, è ancora più rinforzata a partire dall'attacco al diritto di scelta e di autodeterminazione delle donne, che cerca di relegarle al loro ruolo di cura all'interno della cosiddetta famiglia tradizionale. Il tentativo di creare una stanza antiaborto all'ospedale Sant'Anna di Torino è soltanto un esempio fra tanti. Tentativo per fortuna fermato dalla mobilitazione della CGIL nazionale, meno tutori e più tutele. I dati parlano chiaro, esiste ancora un importante divario occupazionale, salariale e delle progressioni di carriera che continua a penalizzare le donne. In un paese dove il lavoro delle donne possiede un minor valore, viene anche accettato che vengano retribuite meno. Le donne lavorano meno ore e incide il cosiddetto part-time involontario, per cui le donne sono quelle maggiormente colpite e le donne tendono a essere sovrarappresentate in settori che hanno salari bassi. Ciò determina anche un grande divario nei redditi pensionistici. La maternità continua a essere causa di forti discriminazioni, tanto che il tasso di occupazione ne risente enormemente e una donna su 5 rinuncia al lavoro dopo essere diventata madre. Anche per questo dobbiamo introdurre il congedo paritario obbligatorio per i padri, promuovere la genitorialità condivisa e investire nei servizi pubblici a partire dai servizi educativi 0-6 anni. Sulle molestie e violenze nel luogo di lavoro in ambito familiare, purtroppo è un fenomeno che non accenna ad arrestarsi. Di fronte a questa piaga dobbiamo assolutamente determinare un netto cambiamento culturale e sostanziale, un superamento delle tante disuguaglianze che penalizzano le donne. Abbiamo bisogno di tanta sensibilizzazione e di tanta formazione a partire dai luoghi di lavoro, formazione anche a tutti gli operatori e le operatrici che a vario titolo si occupano di questi temi. E serve educazione all'affettività e alle relazioni nelle scuole fin dalla più tenera età per insegnare ai bambini e alle bambine il valore della parità e il rispetto delle differenze di genere e di tutti i generi. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare. Buon 8 marzo a tutte e tutti.